Senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Open your eyes, amici di Radio Libertà. Mai come oggi dobbiamo dire open your eyes, aprite gli occhi, propaganda incrociata sempre e dovunque, vediamo, rimbalza sui media, ovviamente tiene banco la vicenda palestinese, i Propal, quello che sta accadendo a Gaza e chi su questa vicenda sta creando delle narrazioni intrecciate o sovrapposte che evidentemente servono solo per portare altro, per portare acqua magari a un mulino che è politico o che è di evidentemente disinformazione. Noi cercheremo come sempre di districarci in mezzo a queste notizie cercando di ragionare. Ovviamente la notizia è quella della cosiddetta flottiglia, non la decima, ma la Sumud flottiglia, abbordata nelle acque israeliane a 70 miglia nautiche. Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47, da venerdì rimpatri. Il premier Meloni ha ricordato che questa iniziativa porterà solo disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi. Il ministro Tajani si è già informato, soprattutto per quanto riguarda i politici parlamentari presenti che sarebbero stati trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashdod, fermati, ripeto, i vari attivisti. Altre imbarcazioni continuerebbero a dirigersi verso Gaza e qui è evidente, insomma, chiaro e lampante come il sole che questa missione era una missione evidentemente non tanto e non solo per portare degli aiuti, ma per dare comunque un'immagine ben particolare alla questione, magari dimenticando che Hamas è un gruppo terroristico che ha conquistato anche il consenso nella striscia di Gaza, ovviamente con elargizioni di denaro, costrizioni e quant'altro, che ci sono ancora degli ostaggi, c'è una situazione anche comunque in stallo. Evidente che queste iniziative comunque sono assolutamente legate a una propaganda politica e non ai corridoi umanitari che esistono da decenni. Ci sono diversi canali, come abbiamo visto, al momento poi, nel momento in cui sono state abbordate le prime navi, casualmente però, per esempio in Italia, ma non solo in Italia, erano già pronti i manifestanti, erano già pronti gli striscioni, i blocchi nelle stazioni. In Lombardia c'è stata addirittura rivendicata dai consiglieri del Partito Democratico la proiezione in maniera così, come dire, assolutamente non concordata, non istituzionale, di una scritta Free Gaza sul Pirellone, sul grattacielo Pirelli, la sede appunto del Consiglio regionale lombardo, che è un po' la terza camera, se vogliamo, del nostro paese, perché comunque si occupa di 10 milioni e oltre di italiani. La Lega ha reagito, il capogruppo in Regione Lombardia Corbetta ha ricordato: caro PD, il Pirellone non è il vostro centro sociale. Chiede: il prossimo passo quale sarà? Distruggere le vetrine in consiglio come fatto dai Propal in stazione centrale. La verità è che a Free Gaza bisognerebbe aggiungere From Hamas. Il consiglio regionale non è una lavagna per fare propaganda pro Hamas, ma il luogo dove si lavora seriamente per i cittadini. Ecco, quindi
una risposta direi abbastanza veemente. Come veemente è stato, e non ce l'aspettavamo, un uomo solitamente cauto, moderato, flautato, potremmo dire perfino forlaniano, come Bruno Vespa. Bruno Vespa che nella puntata di Porta a Porta lo avrete visto, ha creato appunto questo botta e risposta con il portavoce della Global Summit Flottiglia, Tony La Piccirella. Ebbene, Vespa chiede sostanzialmente al portavoce perché non sia stata accettata la proposta del cardinale Pizzaballa di lasciare gli aiuti a Cipro e affidarsi a loro per portarli all'interno della striscia di Gaza, e la replica è stata che l'obiettivo della missione in realtà era un altro, e quindi Vespa sbotta sostanzialmente con queste parole anche veementi: "Non ve ne fotte niente di dare aiuti ai palestinesi, voi voleste stabilire un canale diretto che, come sapevate già, Israele non vi permetterà mai di aprire." Ecco, questa è un po' la questione, insomma, ecco, e fa riferimento comunque all'avanzata militare, la cosiddetta appunto avanzata di terra, l'operazione Carri di Gedeone, che Israele con molta riluttanza nell'opinione pubblica, ma soprattutto nell'esercito, nell'IDF, ha eseguito nella parte diciamo ancora non controllata della striscia di Gaza, perché un conto ovviamente sono le operazioni con i droni, le operazioni ovviamente legate al controllo dell'aria, ma ebbene Israele a Gaza sostanzialmente è entrato con una mobilitazione comunque di carri armati, di esercito. Al momento sono segnalate, se non erro, 3 vittime, e questa è la grande e anche sorpresa, se vogliamo, un costo minimo, dal momento in cui 200.000 dei 400.000 abitanti che erano rimasti hanno evacuato le loro case nei 3 giorni nella zona appunto a sud di Gaza, dove era stata appunto preparata questa zona umanitaria per raccogliere comunque i profughi dalla città. I militari hanno affermato tra l'altro che non esisterebbero più roccaforti di Hamas, roccaforti fisiche diciamo all'interno della striscia, e che comunque l'aeronautica militare avrebbe colpito oltre 170 obiettivi. L'operazione, vi ripeto, osteggiata dagli alti comandi per gli alti rischi, ma cosa non c'è stato? Non c'è stato il temuto reclutamento di nuovi effettivi da parte di Hamas, cioè questa causa comunque, questo portare tutto alle estreme conseguenze sta allontanando non solo i palestinesi, chiamiamoli moderati, o comunque la leadership che esiste per esempio a Ramallah, quella legata ad Al-Fatah, legata all'OLP, legata ad Abu Mazen e quindi all'eredità di Arafat, ma anche all'interno comunque della striscia di Gaza, a quella parte di società civile, e quando si parla di società civile non necessariamente bisogna sempre pensare a qualcosa di sinistra. Ebbene, cominciano i distinguo, comincia il fatto che effettivamente i cittadini che hanno questi evidentemente tutti i problemi che conosciamo, che subiscono i bombardamenti, insomma, si sono stancati di fare gli scudi umani per Hamas, e quindi questo è un primo segnale che forse qualche cosa sta cambiando non perché noi dobbiamo parteggiare da una parte o dall'altra, ma perché proprio al contrario dobbiamo evitare che una fazione terroristica si intesti quella che è la lotta palestinese, che si torni quindi ad un piano di pace. Ne abbiamo parlato, c'è questa grande possibilità, questa opzione sottoscritta anche da tanti stati arabi per un piano proposto da Trump, e quindi staremo a vedere, però le possibilità ci sono, e ci sono le possibilità di sganciare questa tragedia, questa situazione dai violenti che fino adesso comunque l'hanno fatta da padrone, per carità, su tutti i campi. Però, ripeto, adesso è il momento in cui bisogna cercare un
un cambio decisivo affinché ci sia appunto la restituzione degli ostaggi, vivi oppure no, ma che perlomeno si possa mettere un punto fermo e ripartire da questa situazione. Sta di fatto che comunque formazioni paramilitari nella striscia di Gaza non sembrano esisterne più e quindi insomma questo è indubbiamente il momento in cui anche la politica dovrebbe evitare di diciamo di schierarsi e di fare tutta quella propaganda che invece continua insomma, ecco questo è quanto, è quello che ci sentiamo un po' di dire, con tutti, ripeto, i distinguo e il fatto che evidentemente c'è gente che soffre, c'è tanta gente che soffre insomma. Ma non possiamo fare come quella simpatica cantante che non citerò, che è finita sui social dicendo: "Hanno fermato la flottiglia, adesso andate voi a portare gli aiuti", eccetera. Cioè, insomma, bisognerebbe ragionare, anche perché ci sono tonnellate e tonnellate di aiuti che arrivano dall'Unione Europea, che arrivano dal nostro paese, che sono, ripeto, consegnati alle Nazioni Unite, non sono consegnati a Israele o altro, come potevano essere consegnati quelli della flottiglia al patriarcato, quindi c'è questa possibilità. È uscito recentemente proprio un servizio sui corridoi umanitari, 2 milioni di tonnellate di derrate dal 2023, i canali ci sono già, anzi è vero al contrario che spesso, all'interno poi del mondo palestinese vi sono i predoni, c'è il mercato nero e quindi bisogna evitare tutto questo, ecco. Vedo che abbiamo una telefonata in linea, ovviamente per aggiungere qualche notizia o per confermare o contestare quello che stiamo dicendo, ci mancherebbe altro. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao, buongiorno, Antonello dal Veneto. Buongiorno Antonello. Volevo aggiungere qualche altra considerazione a quello che già stai facendo. Prego. La prima è questa. A mio avviso il disegno di Hamas è chiaro, ovvero fare quello che hanno fatto quelli dell'ISIS con la Siria, sostituirsi, come si sono sostituiti loro che hanno adesso l'attuale presidente della Siria, Certo. a quello che era il precedente spietato, sanguinario governante lì. E qui questo è il primo punto. Secondo punto, guarda, io spero che il governo italiano si metta un po' di ghiaccio in testa e dica formalmente e chiaramente: i parlamentari che hanno organizzato tutta questa bagarre sono lì in Israele, in prigione, bene, teneteveli, restino lì, provino a respirare il profumo delle Amazzoni in quel posto lì. Poi non vedo perché dobbiamo spendere soldi noi per farli rientrare, che si paghino loro l'aereo. E poi, come mai nessun magistrato ha ancora aperto un'inchiesta e li ha resi responsabili del divieto di partecipare a sommosse internazionali se non sono autorizzati dallo stesso governo di appartenenza? Ecco, questi sono alcuni punti che vorremmo vengano approfonditi. Grazie. Grazie a te, sicuramente un intervento molto pertinente, molto sul pezzo, che diciamo anche corrisponde a quello che è l'idem sentire di tanti italiani che in questo momento vorrebbero una situazione decisamente diversa. Insomma, tra l'altro, ripeto, come stavo dicendo, i corridoi umanitari esistono da anni. Il resto è politica spesso della più bieca, insomma, ecco. Questi parlamentari, se fossero in difficoltà è un discorso, ma insomma, è evidente che stanno creando una visibilità intorno a loro stessi, più che alla causa che dicono di sostenere. Ecco, forse, raccogliendo un po' quello che abbiamo già detto e ne diremo ancora, oggi forse i veri palestinesi non sono
diciamo in questo movimento pro-Pal fin troppo mediatico, ma varrebbe la pena di schierarsi invece con chi ragionando sta cercando di porre una soluzione, come una soluzione la sta cercando l'élite palestinese anche della Striscia di Gaza, quindi anche nella Striscia di Gaza, anche nel territorio più difficile sia per i recenti eventi, sia per la guerriglia, sia per la presenza di Hamas. Ebbene, anche qui ci sono delle dissociazioni dalla morsa degli islamisti, qui non li sopporta nessuno, dice una élite palestinese che ha scritto una lettera alla Casa Bianca e che sostanzialmente sta mollando i terroristi. C'è un bel articolo di oggi di Maria Vittoria Galassi su La Verità, e sostanzialmente che cosa succede? Si prendono le distanze da Hamas, sottolineando come la popolazione sia ai ferri corti con l'organizzazione terroristica. È una lettera di qualche giorno fa, firmata da 17 esponenti di rilievo, tra cui il presidente della Camera di Commercio della Striscia, Ayed Abu Ramadan, e il sindaco di Gaza City, Yahya al-Sarraj, ma anche accademici, economisti e attivisti, perché evidentemente c'è un'élite palestinese, c'è un gruppo palestinese che può diventare anche nel futuro la spina dorsale di un nuovo Stato, e che evidentemente non deve essere uno Stato di tagliagole. Però riprendiamo la notizia tra poco e passiamo un attimo in pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, cari amici, ritorniamo in onda per la seconda parte della nostra trasmissione. Parlavamo sempre comunque di questa élite palestinese che sostanzialmente sta cercando di mollare i terroristi e diciamo di creare i presupposti per la pace, perché la pace la fanno i cittadini, la fanno gli uomini che vivono il loro tempo, non la fanno i pacifisti di professione, diciamo. Ecco, questo va detto. Insomma, c'è stato questo appello, come vi dicevo. Non viene esplicitamente menzionato né Israele né Hamas, però sostanzialmente c'è questo appello a Trump
e sostanzialmente credono in Trump che possa arrivare a un ruolo decisivo per il cessate il fuoco, la protezione dei civili e un afflusso migliore degli aiuti umanitari, lasciando anche poi un'eredità successiva, appunto, che parta dal famoso piano di Washington nei 20 punti. Questa lettera ovviamente dimostra che l'appeal, diciamo, il potere del gruppo terroristico attecchisce sempre meno sulla popolazione e quindi sostanzialmente vediamo che, come ha detto appunto il presidente del consiglio di amministrazione del Gaza College, Marwan Tarazi, tutti per strada ora sono contro Hamas. Basta chiedere a chiunque a Gaza, ha detto appunto Tarazi. Non è nostra tradizione fare quello che è successo il 7 ottobre. Dobbiamo vivere in pace con i nostri vicini. Ecco, anche questa è importante, la citazione del 7 ottobre, anche con le manifestazioni tremende di giubilo dopo un evento di questo tipo. Al-Sarraj, quindi il sindaco di Gaza City, ha voluto puntualizzare che il comune è un'autorità locale indipendente dal punto di vista amministrativo e finanziario e non è subordinato ad alcuna entità o fazione politica. Quindi diciamo che questa indipendenza è anche fa ben sperare per quanto riguarda appunto il piano Trump. Andiamo a rivederci un po' il piano Trump, l'hanno spiegato più volte i media. C'è questo piano in 20 punti che prescinde, diciamo, dalle autorità politiche, però è molto interessante. Di piani ovviamente per il Medio Oriente ne abbiamo visti nascere e morire parecchi, però sostanzialmente da qui potrebbe partire una prossima una prossima missione e comunque quantomeno una tregua. Intanto questo piano ci dà comunque un minimo di ottimismo, perché i ministri degli esteri di Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar, i primi 4 che ho citato tra l'altro direttamente coinvolti, gli ultimi 2 con qualche riserva, comunque hanno appoggiato il piano. Quindi c'è questa possibilità che andrà esperita, diciamo, che andrà portata fino in fondo. Vedo che abbiamo una telefonata, la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei. Senta, io sorvolerei la flotilla e c'è stato invece un attacco alla sinagoga a Manchester, 4 feriti e ucciso l'aggressore. Sì. Seconda cosa, io non ho chiamato per questo, ho chiamato perché tra poco si avvicina il 7 ottobre ed è stata la battaglia di Lepanto. Certo. Ecco, io vorrei dire qualcosa appunto sulla battaglia, la verità su Lepanto che nessuno dice, dottor Tognini. Visto che vado in biblioteca, premetto questo. Allora ho letto un libro che è interessante anche per tutti voi, naturalmente chi se lo vuole leggere, tanto meglio. Allora, i vincitori, dottor Tognini, furono i veneziani. La mia passione, direi, di topo di biblioteca si è arricchita di nuove conoscenze sulla mia amata Serenissima e ho deciso di comunicarle a voi. Alcuni giorni fa in biblioteca ho trovato un libro di uno storico abbastanza quotato, Arrigo Petacco. È alquanto onesto questo storico e il libro è tutto un programma, dottor Tognini, si chiama La Croce e la Mezzaluna e riguarda tutta la battaglia di Lepanto e con grande mia gioia dà alla flotta veneziana ciò che giustamente va dato alla flotta veneziana. Senza la Serenissima Lepanto sarebbe stata, secondo me, una bruciante sconfitta per i cristiani. Il libro smitizza la figura di Don Giovanni d'Austria, che era sì il capo della flotta, ma non aveva nessun comando pratico, operativo, mi sembra, sul campo di battaglia. Il vero capo operativo della battaglia di Lepanto fu il veneziano Sebastiano Venier, certo, al comando delle sue galeazze. Questo Venier viene descritto come un omone alto, imponente, con una gran barba bianca e dai modi rustici e bruschi, tipici dei marinai veneti.
ma i suoi uomini lo adoravano. Durante lo svolgimento della battaglia ci fu un momento in cui, per delle indecisioni o rivalità fra le lotte genovesi e spagnole, la battaglia si mise male per la flotta cristiana e toccò al vecchio Venier prendere in mano la situazione. E con le sue galeazzi, navi formidabili armati, mi sembra di 40-60 cannoni, prendere in mano la situazione avanzando fino al centro della flotta turca e con il fuoco infernale delle galeazze sbaragliò quasi metà flotta turca. E voglio terminare. La verità va detta: a Lepanto visse il vecchio grande Sebastiano Veniere, le sue galeazze composte da marinai veneti. Viva San Marco! A questo punto la figura di Giovanni d'Austria è stata solo una figura simbolica, messa lì per dare un po' di lustro ai vari stati, ma la vittoria di Lepanto fu veneziana a tutti gli effetti e noi veneti dobbiamo essere fieri di questi nostri antenati che hanno vinto una delle battaglie più importanti della storia. Viva la Serenissima! La saluto e buona giornata. Grazie alla nostra amica che tra l'altro introduce un tema molto molto interessante. Vi dico solo che su questo tema sarò proprio in collegamento anch'io sabato 4 con il professor Rognoni, parleremo anche di Lepanto. Tra l'altro Don Giovanni d'Austria, un personaggio comunque interessantissimo per la sua biografia, figliastro di Carlo V, ma quella battaglia è una battaglia corale dove ci sono appunto Sebastiano Veniera, Agostino Barbarigo, Gianandrea Doria, i vari ammiragli, Marcantonio Colonna, Provana, quindi c'è quasi tutto l'Occidente, non tutto, ma quasi tutto l'Occidente, perché i francesi allora erano un po' più vicini alle posizioni del turco, e anche una parte del mondo protestante sostanzialmente diceva che i turchi, diciamo, erano la punizione per i peccati dei cattolici, salvo poi quando sono arrivati a lambire la Germania e l'Ungheria, allora si sono preoccupati anche loro, diciamo. Comunque ne parleremo, è una cosa assolutamente interessante anche per il significato simbolico, per quello che ne è nato. Pensiamo solo per i cattolici all'uso del rosario, che nasce proprio dalla battaglia di Lepanto. Ritorniamo comunque in terra islamica, ritorniamo a parlare di Palestina, di questo piano, come stavo dicendo appunto, che può diventare davvero un vero e proprio terremoto geopolitico. Come vi dicevo, i paesi arabi e islamici fin dalla prima comunque presidenza Trump hanno manifestato una volontà di normalizzazione dei rapporti con Israele, anche se poi gli accordi di Abramo sono stati un po' funestati da alcuni colpi poi di Israele, non tanto nella striscia di Gaza quanto per esempio la reazione nei confronti del Qatar. Però questo piano sostanzialmente va innanzitutto comunque a creare le prospettive di sicurezza reciproche, quindi sia per la striscia di Gaza sia per Israele, evitando gli attacchi reciproci, mettendo al primo posto comunque la convivenza, cioè il ritornare a vivere. Mette di fatto quelle potenze europee che si erano affrettate a riconoscere lo Stato di Palestina, che oggi comunque a braccia aperte, un po' senza pudore, comunque seguono il piano Trump, ma sappiamo che quel riconoscimento, penso alla Spagna, poi alla Francia e alla Gran Bretagna, è più dovuto a situazioni di politica interna o di maggioranza parlamentare, come nel caso della Spagna, oppure di diciamo presenza di grandissime comunità islamiche, quindi quasi per un problema sociale, che comunque è un errore, perché fino a quando non emerge una leadership diciamo autorevole, resta un problema questo riconoscimento, appunto. È un approccio, se vogliamo, opposto a quello che è stato usato fino adesso. Si parte comunque, se voi vi ricordate, dagli accordi di Oslo, dal principio terra in cambio di pace, sicurezza per Israele e per lo Stato palestinese. A questo punto dobbiamo andare avanti. A differenza di altri piani, in questo non c'è alcuna garanzia, e la sicurezza
diciamo deve essere un prerequisito, quindi si deve lavorare comunque insieme, da raggiungere non solo attraverso lo smantellamento di Hamas, ma anche una riforma dell'autorità nazionale palestinese, che è già riconosciuta, vi ripeto. Questo, diciamo, piano Trump comunque ovviamente parla di liberazione degli ostaggi, smantellamento delle capacità militari e del governo di Hamas, garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia. A fronte di questo, ovviamente, Gaza, diventando una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo, non rappresenterà più una minaccia per i suoi vicini. Si parla di un cessate il fuoco e entro 72 ore dall'accettazione dell'accordo la liberazione degli ultimi 48 ostaggi israeliani. In cambio il rilascio dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, si parla di circa 2.000-2.500 persone. Il passo successivo è il disarmo o quantomeno l'isolamento di Hamas. Ai militanti che si arrendono, consegnano le armi e desiderano lasciare Gaza, verrà risparmiata la vita e offerto un passaggio sicuro. Nessun civile sarà comunque costretto a lasciare Gaza e coloro che lo desiderano saranno liberi di farlo e tornare. Quindi no alla pulizia etnica, no alle annessioni. Si parla di un nuovo protettorato che avrà un'amministrazione civile di tecnici palestinesi, soprattutto le persone che comunque fanno vivere la striscia di Gaza, quindi tutti quelli che lavorano nel settore dei servizi e della vita comune di Gaza, non includendo politici né di Hamas né dell'autorità nazionale palestinese. Ovviamente Trump ci mette la faccia e presiederà un nuovo organismo chiamato Board of Peace, tavolo di pace, e che a quanto pare dovrebbe essere una sorta di protettorato, un tutor politico di questa autorità amministrativa di tecnici, seguito da Trump, ma anche da altri membri e campi di Stato, tra cui l'ex primo ministro Tony Blair, un organismo che definirà il quadro e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione fino a quando l'autorità nazionale palestinese non avrà completato il suo programma di riforme, come delineato già in diverse proposte, tra cui il piano del 2020, ma anche le proposte francesi e saudite, e quindi riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficiente, perché poi, ricordiamolo, la striscia di Gaza è stata consegnata ai palestinesi nel 2007, tra l'altro c'era proprio un governo Netanyahu, e quindi bisogna arrivare a questo, a un mai più Hamas e quindi a una convivenza pacifica, continuando poi a lavorare sulle ragioni e sulla presenza, anche sul discorso dei coloni in Cisgiordania, quindi però creando una nuova governance a Gaza che permetta alla gente di vivere e non di vivere con le elemosine di un partito terrorista, sostanzialmente. Ecco, questo deve essere, ci sarà tutta una serie di garanti e il percorso, per quanto ci pare di capire, sarà comunque molto ampio e molto partecipato per dare il massimo di credibilità. Insomma, questa è un po' la creazione di una pace che esula un po' dal pacifismo strombazzato, dal pacifismo urlato che purtroppo conosciamo molto bene nelle nostre città e che sta creando anche tutti i problemi che vediamo, come citavo prima, insomma anche a Milano abbiamo visto, nonostante cortei pacifici sono stati funestati appunto da facinorosi, ma poi per esempio c'è il tema della libertà di parola, di critica, che vale in tutti i sensi. Abbiamo visto per esempio tanti blogger nel Regno Unito sostanzialmente finire in manette per un post, per esempio, contro i terroristi, per un post che cercava di sganciarsi dalla vulgata comune. Insomma, qualcuno potrebbe citare Orwell, qualcun altro la Stasi, però al momento nel Regno Unito è proprio vero che anche per un semplice post sui social si rischia di essere fermati dalla polizia. Ne sa qualcosa questo Pete North, blogger di 47 anni, per aver pubblicato online immagini, diciamo, e scritte contro sostanzialmente Hamas. Ecco, quindi anche in questa circostanza noi ribadiamo invece quella che è la nostra posizione.
legata al free speech, a un free speech ovviamente intelligente e non ingiurioso, però a un free speech che ricordi soprattutto le ragioni e le motivazioni, quindi senza muoversi per partito preso, senza inginocchiarsi per qualcuno e contestare qualcun altro, ma insomma andando al sodo della questione. E andando al sodo della questione dobbiamo dire che sostanzialmente bisogna ripensare ovviamente i nostri spazi di libertà che sono minacciati dal pensiero woke, cioè da quest'idea che bisogna un po' giudicare con il metro di oggi tutto quanto è accaduto nel passato, o che comunque bisogna avere una visione che poi alla fine è anche paternalistica, sbagliata, protettiva, per cercare di non offendere qualcuno. Sostanzialmente si limitano quelle che sono poi le identità dei popoli, e quindi sostanzialmente la questione più importante, che è anche la continuità, l'eredità che un popolo deve lasciare ai propri concittadini. Certo che oggi c'è il tema principale, che è il tema dell'immigrazione, e quindi che porta il tema della convivenza. Questa convivenza che non è facile, però come europei sappiamo che ci devono essere delle regole per questa convivenza. Ecco, convivenza. Non parlo di assimilazione, perché un conto è essere integrati, quindi che una comunità si integri e viva con i suoi valori, ma anche all'interno della nostra civiltà, e che rispetti le nostre leggi. Un conto evidentemente è parlare di assimilazione, c'è un gran parlare di tante situazioni fin troppo eccessive, l'odio contro i bianchi, eccetera, eccetera. Evidentemente non è questo il risultato, ma ripeto, è la convivenza. Se convivenza non c'è e si arriva allo cosiddetto scontro di civiltà, per usare un'espressione molto usata da Samuel Huntington nel suo famoso libro, se c'è lo scontro di civiltà, allora bisogna ripensare questa situazione, e allora è giusto che ognuno viva bene e tranquillo a casa sua, e quindi è legittimo, ripeto, è legittimo anche il termine da molti maledetto, da molti stigmatizzato, il termine remigrazione. Tra l'altro in questi giorni è uscito in Italia ufficialmente il libro di Martin Sellner, Remigrazione, appunto nella sua traduzione italiana, credo comunque rintracciabile su vari siti internet. Non fatemi dire quali sono, che li potete immaginare, oppure anche in quello ovviamente della casa editrice lo rintracciate. Quindi l'immigrazione va di pari passo evidentemente con i problemi del Medio Oriente, e quindi anche questo in Europa è un punto da seguire con grandissima attenzione. Ecco, sull'immigrazione, per esempio, parliamo sempre di Gran Bretagna. Questo bell'articolo di Adriano Scianca: i migranti non sono più una risorsa, perfino gli inglesi lo hanno capito. Ci saranno altri arrivi, ma solo se contribuiscono alla nostra società. Queste sono le parole del Premier Starmer e del governo laburista, peraltro comunque un governo abbastanza sul filo del rasoio, perché sta capendo qual è la situazione, ma ha comunque un'agenda ideologica abbastanza pesante, che insomma da una parte cerca di agevolare l'invasione, dall'altra insomma almeno formalmente vorrebbe opporvisi. Sta di fatto che ci sono fenomeni che vengono come dire bollati, tacciati di sottomissione anche nel cuore dell'Europa. Abbiamo visto a Strasburgo questa pubblicità shock, pubblicità turistica legata appunto alla città di Strasburgo, le douceurs des villes, quindi promuovendo un po' la dolcezza e il quieto vivere di quella città, e solo che è proposta da una donna velata, insomma, ecco, che non so di quanto possa essere indicativa della realtà, della storia di una città come Strasburgo, dove peraltro comunque sta nascendo una nuova grande moschea finanziata dalla Turchia, oltre a quella già presente, insomma, poi storicamente. Quindi anche questo è un punto che va a intrecciarsi con
le note vicende e che va a creare comunque tutti quei problemi che nel nostro vivere civile non avevamo in questa misura. Io vi ringrazio, ovviamente anche per la prossima volta, mi raccomando, incalzate, proponete temi, soggetti, critiche e ricordatevi sempre poi di mettervi in contatto con noi per dare una visione che sia una visione contraria al pensiero unico dominante. Abbiamo visto che perfino un certo mondo pro-Pal in realtà non è amato dai veri palestinesi, da chi soffre davvero. Quindi sempre indagare sulle situazioni. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sic et Non. Avete ascoltato